Entriamo di nuovo nel vivo del tema di questo nostro festival, edizione 2023, Potere, andando ad analizzare una delle manifestazioni più brutali del potere, la guerra. E ringraziamo l'Università di Udine e l'Associazione Friuli Storia che ci dà la possibilità di ascoltare uno dei massimi esperti al mondo di storia europea, il professor David Reynolds. Grazie per essere qui con noi. È docente emerito di storia internazionale all'Università di Cambridge. A presentarlo, e lo ringraziamo per l'opportunità che ci ha offerto, il professor Tommaso Piffer, è un docente dell'Università di Udine, insegna storia contemporanea, è stato ricercatore a Harvard, a Cambridge e anche a Mosca. È presidente della giuria scientifica del Premio Nazionale di Storia Contemporanea Friuli Storia. Ringraziamo anche le interpreti che tradurranno per voi il professor Reynolds, Ivana Sarazin e Angelica Coda. Grazie a voi per l'ascolto e la parola a Tommaso Piffer. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e grazie alla dottoressa Colombo per questa introduzione e per questa occasione dell'organizzazione di questo incontro. Il mio compito è semplice e rapido, è quello di introdurre il professor David Reynolds. È un compito che assolvo con grande piacere, non solo perché David Reynolds è un grande storico, ma perché è stato per anni il mio, come si dice, tutor quando lavoravo a Cambridge, quindi è un piacere per me doppio che lui sia qui oggi con noi. David Reynolds è professore emerito di storia internazionale all'Università di Cambridge e fellow del Christ College della stessa università e, senza esagerare, è sicuramente uno dei massimi esperti al mondo della storia della guerra in Europa. È tutt'altro che un'esagerazione, è una delle figure più importanti della storiografia dei conflitti in Europa. È autore di oltre 15 volumi su questo tema, alcuni dei quali hanno cambiato profondamente il modo con cui gli storici e il grande pubblico pensano alla storia della Prima e della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Ne ricordo alcuni: nel 2004 In Command of History, che racconta come il modo con cui noi ricordiamo la Seconda Guerra Mondiale sia stato profondamente influenzato da come Churchill l'ha raccontata nelle sue memorie. E nel 2013 The Long Shadow, che racconta l'eredità della Prima Guerra Mondiale su tutti i secoli, su tutti i decenni che seguirono. Più di recente, il professor Reynolds ha curato insieme a Vladimir Pechatnov l'edizione critica della corrispondenza di guerra tra Churchill, Roosevelt e Stalin durante la Seconda Guerra Mondiale. David Reynolds non solo è autore di libri che hanno segnato la storiografia, ma è anche autore di alcuni documentari realizzati con la BBC su vari aspetti della storia europea del XX secolo. Penso quindi che non ci sia persona migliore di lui per aiutarci stasera a inquadrare il recente conflitto in Ucraina, che nelle menti di ognuno di noi ha colpito ognuno di noi ormai da un anno a questa parte, all'interno della storia di lungo periodo dei conflitti del XX secolo in Europa. Io qui mi fermo subito e lascio la parola a lui, che svolgerà la sua lezione magistralis sul tema Europa in armi, dalle guerre mondiali all'Ucraina. Grazie mille. Good evening. Buonasera. It's a great pleasure to be È un here. grandissimo piacere per me essere qui. I've been here for a week Sono qui già da una teaching some settimana. students, Ho insegnato all'università qui. and this is my second visit È to la mia seconda Udine. visita a Udine in realtà. And I realize first what a beautiful little city it È una is, bellissima città innanzitutto, but also how significant ed è a anche part this region has played una in the città history e of una Italy. regione questa che hanno svolto un ruolo importantissimo nella storia dell'Italia The history of Italy and also of Europe. e anche nella because storia dell'Europa. This was a battleground Questo è in the stato un First campo World di War. battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, It was a battleground è stato un again in campo the di Second battaglia World di War. nuovo durante la Seconda Guerra Mondiale. And then, of course, this region, E poi, has many signs of come the way saprete, that the questa regione porta su di sé molti segni del suo ruolo di potente
postazione difensiva in caso di eventuale attacco da parte dell'Armata Rossa durante la Guerra Fredda. Dunque è un microcosmo in un certo senso della più ampia storia europea. Questa sera vorrei con voi fare una breve panoramica della storia dell'Europa nel corso dell'ultimo secolo. E frattanto cercherò di inserire in questo contesto alcuni aspetti della storia italiana. Non sono un esperto di storia italiana, quindi mi perdonerete se mi sbaglierò su alcuni dettagli. Ma penso che questo vi aiuterà a mettere in relazione questa regione al quadro generale. Inoltre, metterò in relazione la storia del passato all'Europa in cui viviamo oggi, di nuovo sotto l'ombra della guerra in Ucraina. Dunque, la geografia costa. Perché la carta dell'Europa non resta mai ferma? Questa è una citazione dal poeta statunitense Carl Sandburg nel 1940. Un anno di grandi sconvolgimenti in Europa. Hitler e Stalin avevano diviso la Polonia nel 1939 e poi nell'estate del 40 l'esercito nazista aveva occupato l'Europa occidentale, aveva conquistato i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia nel giro di poche settimane. Nella Prima Guerra Mondiale la Francia aveva resistito per l'intera guerra, 4 anni. Nella Seconda Guerra Mondiale la Francia crollò nell'arco di 4 settimane e questo ebbe un effetto profondo sulla storia europea. Dunque, la geografia costa. Questo è il tema della mia conferenza di oggi. Perché ogni volta che i confini si spostano, ci sono persone che soffrono. Il costo della geografia è la sofferenza umana. E questo lo possiamo vedere sulle carte dell'Ucraina. Questa è un'illustrazione dell'anno scorso, della scorsa primavera, quando l'esercito di Putin si è introdotto nell'est e nel sud-est dell'Ucraina, avanzando in profondità. Saprete, leggendo i giornali, guardando la televisione, che queste mappe cambiano continuamente, giorno dopo giorno. E ogni volta la linea si muove e ci sono persone che soffrono. Dunque, il costo della geografia. Esaminiamo prima di tutto la Prima Guerra Mondiale. Ora, nel corso di questa conferenza, non mi soffermerò molto sull'esperienza del mio paese, la Gran Bretagna. La citerò solo adesso e alla fine. E non dirò altro, non dirò una parola, tranne quello che faccio adesso, sull'incoronazione. Ma ovviamente la storia della Gran Bretagna è stata una storia di costruzione di un impero globale. Questa è una carta della Grande Guerra, come la chiamavano i britannici, 1914-18. In rosso vediamo le parti del mondo che appartenevano all'impero britannico.
Quindi, quando parlo di altri paesi che volevano un impero, in parte questo era dovuto al fatto che la Gran Bretagna aveva un impero globale. Ora, una citazione che forse vi interesserà, di un inglese molto famoso, Winston Churchill. Abbiamo tutti i territori che vogliamo e il nostro obiettivo principale è essere lasciati in pace a godere di possedimenti vasti e splendidi, acquisiti principalmente con la violenza, mantenuti in gran parte con la forza, e questo spesso sembra agli altri meno ragionevole di quanto non sembri a noi. Churchill qui ammette che l'impero britannico è stato creato con la violenza e con la politica di potenza. È la stessa storia che vi racconto io oggi. Dunque, iniziamo da due carte. L'Europa nel 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e l'Europa nel 1923, quando i trattati di pace che gradualmente cercarono di trovare una soluzione alle divisioni dell'Europa furono siglati. Conoscerete queste immagini probabilmente. Vedete l'impero tedesco, che è molto più grande nel 1914, molto più piccolo nel 1923. Vedete che la Polonia è rinata dalla divisione dell'impero russo e degli imperi tedeschi. E quello che colpisce in particolar modo per la vostra regione è il completo collasso dell'impero austro-ungarico, che si divise in diversi piccoli, fragili stati. Ovviamente in Italia questa è la storia anche della quarta guerra di indipendenza, se possiamo così chiamarla, che portò a termine una lunga lotta volta a creare lo Stato-nazione italiano. Ora, come saprete, entrambe le parti cercarono di convincere l'Italia a schierarsi al loro fianco nel 1914. Gli alleati, l'intesa, Gran Bretagna, Francia e Russia, fecero importanti promesse ad altri paesi, non solo all'Italia, fecero promesse anche in Medio Oriente, agli ebrei e agli arabi. E spesso erano promesse in conflitto l'una con l'altra. Nel caso italiano furono fatte promesse col Trattato di Londra nell'aprile 1915, mentre contemporaneamente si facevano promesse anche ai serbi. E torneremo più tardi su questo punto. Quello che dobbiamo ricordare è che le promesse fatte all'Italia, in particolare per quanto riguardava la costa dalmata, erano in conflitto con alcune delle promesse fatte ai serbi. E questo fu fonte di irritazione e di rabbia. Due volti che conoscerete della storia italiana: Sidney Sonnino, ministro degli esteri per molti anni, e Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro dal 17 al 19. Sonnino è un personaggio interessante. Il suo nome, Sidney, è un nome inglese, britannico. Sua madre veniva dal Galles, se non mi sbaglio. Ma era convintamente italiano, impegnato a portare a termine la costruzione dello Stato italiano e ad espanderlo. Questa settimana con gli studenti dell'università abbiamo parlato della Prima Guerra Mondiale
E abbiamo anche esplorato alcuni dei campi di battaglia e dei musei che la commemorano in questa regione. Come dico spesso, abbiamo insegnato la storia al mattino e abbiamo camminato nella storia nel pomeriggio. Un modo molto piacevole di studiare, finché non piove almeno. Abbiamo dunque potuto toccare con mano quanto fossero stati brutali i combattimenti in questa regione, l'enorme costo per i soldati italiani e la svolta della storia dal 1915 al 1917. Questa è una breve illustrazione di una mappa che cambia. In blu abbiamo i territori occupati conquistati dall'Italia tra il 15 e il 17, con 11 battaglie dell'Isonzo. Quando dico ai miei studenti in Gran Bretagna che ci sono state così tante battaglie, restano sconvolti. Ovviamente, a destra vedete il disastro di Caporetto. L'esercito italiano si dovette ritirare attraversando il Tagliamento, un fiume che abbiamo visitato ieri, fino al Piave, su una nuova linea del fronte. E poi ci fu l'avanzata nelle ultime settimane della guerra, la vittoria a Vittorio Veneto, e lo spostamento a nord per occupare più territori possibili, tra quelli dell'impero austro-ungarico, prima dell'armistizio del 4 novembre 1918. Ora, queste linee sono indicazioni del costo della geografia. 690.000 italiani persero la vita nel corso di questa guerra. 1 milione rimasero gravemente feriti, molti in modo permanente. Questo fu il costo della geografia durante la Prima Guerra Mondiale nella vostra regione. E qui vediamo, questo è un esempio di quello che ottenne l'Italia, in particolare quello che era chiamato il litorale austriaco, che divenne parte dell'Istria. Tornerò su questo tema più tardi. Voglio mostrarvi anche un'altra cosa. Il costo della geografia. Qui abbiamo una classica scena di battaglia sul Carso, un paesaggio brutale. E qui abbiamo i segni della devastazione delle case. Forse non riuscite a leggerlo, ma su quel muro c'è uno slogan di sfida che legge: è meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora. Dunque, possiamo percepire una parte del dolore umano che questa storia provocò. Magnificato in Europa sul fronte occidentale, in Francia, in Belgio, sul fronte orientale con l'esercito russo. E come saprete, ci fu la percezione che la vittoria non fosse completa, che l'Italia non avesse ottenuto ciò che voleva, la vittoria mutilata. Che fu alla base di ulteriori richieste, ulteriori pressioni, particolarmente dopo l'ascesa al potere di Mussolini. Non sappiamo quale sia stato il costo della guerra, forse 15 milioni di morti, cui si aggiunsero le vittime della pandemia di influenza che colpì l'Europa alla fine della guerra.
che in larga misura fu velocizzata dal conflitto, dagli spostamenti di persone, dal degrado dei sistemi sanitari. Questo è un altro aspetto del costo della guerra. Nel mio paese, in Gran Bretagna, e anche in altri paesi, in Francia, in alcune parti della Germania, si credeva fermamente che questo non dovesse mai più accadere. Lo slogan in Gran Bretagna era: questa è stata la guerra per porre fine a tutte le guerre. L'unica giustificazione per un conflitto di questa portata era che non potesse accadere mai più. E così in Gran Bretagna, in altri paesi, in Francia, anche tra la sinistra tedesca, si sviluppa un forte movimento per la pace, per prevenire un altro conflitto. Ma come sappiamo, ce ne fu un altro. Qui potete vedere le ambizioni territoriali su una scala ancora maggiore. Questa è la mappa del nuovo ordine di Hitler. Al suo apice durante la guerra, in blu scuro potete vedere i territori del 1940, in azzurro invece i nuovi territori e una parte enorme dell'Europa che passa sotto il controllo di Hitler. In questo periodo si parla davvero di una guerra su scala mondiale. C'è il nuovo ordine giapponese in Asia. In rosso ci sono i paesi alleati, la Cina, il nord dell'Australia, potete vederlo in fondo. In blu potete vedere le isole giapponesi e in azzurro le conquiste giapponesi. E spesso dimentichiamo, perché pensiamo solo all'Europa, quanto fu ampia l'espansione giapponese negli anni 41 e 42. È un conflitto di scala enorme e bisognava combattere ovunque e c'erano campi di battaglia in Asia, in Nord Africa, in Europa. Adesso salterò questo punto e voglio parlare di ciò che la guerra ci ha lasciato. Qui potete vedere la mappa dell'Europa in due momenti. Il 1° luglio del 1944, potete vedere che il sud dell'Italia è stato liberato, ma i nazisti, i tedeschi, stanno ancora combattendo a nord. Potete vedere che gli alleati erano appena arrivati in Normandia, ma non avevano avanzato. E potete vedere l'Armata Rossa che inizia a muoversi verso la Bielorussia e la Polonia dell'Est. Il 1° maggio del 1945, prima della capitolazione della Germania, la stretta si sta chiudendo intorno al Terzo Reich, che si stava suicidando. E la devastazione, il dolore dovuti a questo avanzamento furono terribili. Come sapete, dopo la guerra si decise che gli alleati avrebbero occupato la Germania per assicurarsi che non sarebbe ritornata. Potete vedere le 4 zone alleate della Germania, quella americana nel sud-est, la francese nel sud-ovest, i russi ad est e i britannici nel nord-ovest. E come si diceva all'epoca, i russi
ricevettero il mais, i francesi il vino, gli americani i paesaggi e i britannici le rovine. Ma è importante anche fare presente che gli alleati divisero la capitale, Berlino. L'intenzione era ricostruire uno stato pacifico, ma non potevano mettersi d'accordo con i russi, quindi le barriere rimasero. Quindi vedete una Germania divisa, ma anche un'Europa divisa. In Italia e anche in questa regione gli ordini sono importanti. Qui si può vedere Mussolini e il suo impero romano. I dettagli non sono molto chiari perché la mappa è piccola, ma potete vedere in marrone l'Italia e ciò che aveva prima della guerra. In beige potete vedere le conquiste durante la Seconda Guerra Mondiale. E nel colore più chiaro le ambizioni di Mussolini per la massima espansione per lo spazio vitale. È affascinante anche vedere all'interno di questa regione cosa accadde con il Trattato di Rappallo e anche poi con il Trattato di Parigi. In giallo vedete la zona che l'Italia ricevette dopo la Prima Guerra Mondiale, il resto andò alla Jugoslavia. E intorno a Trieste vedete questa spartizione complicata che riflette l'avanzamento degli eserciti alleati e dell'esercito jugoslavo. Quindi la città stessa di Trieste divenne un territorio libero. E intorno alla città man mano spartirono tutti i territori. In verde vedete ciò che andò all'Italia, in viola e in rosa ciò che andò alla Jugoslavia, nello specifico alla Slovenia in viola e in rosa alla Croazia. Ripeto, un sistema molto complicato in uno straccio di terra che però ebbe molte conseguenze sulle famiglie che vivevano sul territorio. E qui, come in altre parti dell'Europa, ci furono migrazioni spesso forzate. Per esempio, 2 milioni di tedeschi se ne dovettero andare dalla Cecoslovacchia dopo la fine del conflitto. Questo è un altro segno del costo della geografia, la sofferenza che non arriva solo dalla morte, ma anche dal fatto di perdere la propria casa e dover ricominciare da capo. Probabilmente lo sapete, ma per me è stato affascinante vedere queste immagini sul territorio libero di Trieste. Potete vedere una carta d'identità dei cittadini del territorio libero della fine degli anni 40. E qui potete vedere una foto del confine a Monfalcone tra l'Italia e il territorio libero di Trieste. Poi ci sono altri confini, questo è a Gorizia, tra l'Italia e la Jugoslavia. Penso da una cartolina dell'epoca. Un posto di blocco molto rudimentale, una barriera con del filo spinato, ma fa capire come funzionasse la guerra fredda. Adesso spostiamoci alla guerra fredda. Nuovamente c'è una mappa dell'Europa che ci fa capire la divisione degli Stati europei della NATO e
gli stati che facevano parte del patto russo. E questo è parte della guerra fredda su scala mondiale. Una delle cose più affascinanti durante la seconda guerra mondiale fu come le mappe cambiarono a causa dell'aeronautica e delle immagini prese dagli aerei. Questa è una mappa guardando dal Polo Nord e ci fa vedere quanto l'Alaska si avvicina alla Siberia. Questo tipo di immagini satellitari fu usato molto negli Stati Uniti come propaganda per far vedere quanto fossero vicini i russi. Ciò che colpisce di più dopo la Seconda Guerra Mondiale, specialmente negli anni 50, è che dopo 2 brutali guerre mondiali, e la Seconda Guerra Mondiale in Europa portò alla quasi estinzione degli ebrei europei che faceva parte del programma di Hitler. Dopo questa guerra così distruttiva si iniziò a capire in parte il costo della geografia. Qui parlo naturalmente dell'inizio della Comunità Europea. Le basi si trovano nella Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio dei primi anni 50. Una proposta del ministro degli esteri francese Schuman. E il carbone e l'acciaio erano particolarmente importanti per l'industria dell'epoca. Ora li abbiamo superati, ma negli anni 50 erano cruciali per le economie industrializzate. Ma il carbone e l'acciaio erano cruciali anche per le guerre. Quindi si pensava che se potessero unire le industrie del carbone e dell'acciaio, avrebbero sì aiutato le economie dei singoli paesi, ma avrebbero anche diminuito la possibilità di conflitti. È molto interessante se pensiamo ai confini e alle zone di confine. L'idea della comunità del carbone e dell'acciaio è nata da 3 persone, da 3 uomini che erano nati nelle terre di confine dell'Europa. Konrad Adenauer, cancelliere tedesco, De Gasperi, il primo primo ministro italiano cristiano democratico, e per la Francia Schuman. E qui potete vederli. È molto interessante vedere che se cominciamo con Schuman, l'uomo all'estrema destra, è nato nella Lorena, quando era controllata dalla Germania, all'inizio del XX secolo, perché allora la Germania l'aveva conquistata nella guerra franco-prussiana del 1870. E Schuman era stato arruolato nell'esercito tedesco nel 1914 e riuscì ad avere un lavoro d'ufficio solo per cause mediche. Dopo la guerra, quando la Lorena tornò alla Francia, Schuman entrò nella politica francese, fece parte della resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale e divenne ministro degli esteri. De Gasperi invece iniziò la sua carriera politica come deputato al Parlamento austriaco prima della Prima Guerra Mondiale.
Poi, a seguito delle modifiche territoriali, divenne italiano, entrò nella politica italiana e come Schuman e come Adenauer, tutti cattolici che credevano fermamente nella lunga eredità dell'impero romano, vedevano l'Europa come un unicum, come qualcosa di unito. Adenauer crebbe in Renania, fu sindaco di Colonia, antinazista. Colonia, quell'area della Renania in cui aveva combattuto Napoleone, era stata occupata dai prussiani, un'altra terra di confine dunque. Dunque 3 uomini che nella loro vita avevano conosciuto il costo della geografia e dissero: dobbiamo fare qualcosa di diverso. Per usare un'espressione più colloquiale in inglese, è come se dopo 2 guerre mondiali dicessero: se non possiamo batterci a vicenda, uniamo le forze. Se non possiamo batterci, uniamo le forze, uniamoci. Per me questo è un momento importante, impressionante. Dei leader con una visione di lungo termine comprendono chiaramente il costo della geografia. Tuttavia, questo riguarda solo l'Europa occidentale, in particolare 6 paesi dell'Europa occidentale. L'aspetto fondamentale è che 2 di questi paesi erano stati sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista e poi l'Italia, che inizialmente era fascista sotto il comando di Mussolini, furono coinvolte di nuovo nella comunità europea. Questo è un elemento fondamentale. Tuttavia, la storia della guerra fredda in generale è molto diversa. Vi ho mostrato le immagini di Berlino, della Berlino divisa. Berlino divenne il fronte di una battaglia non solo a livello di conflitto concreto, ma anche a livello simbolico, il fronte della guerra fredda. Qui vedete la porta di Brandeburgo e davanti vedete anche il muro di Berlino negli anni 60, che attraversava il centro della città. La foto è scattata dal Reichstag su Potsdamer Platz. Kennedy si recò a Berlino e la usò come simbolo della guerra fredda e del suo significato. Disse: ci sono molte persone nel mondo che davvero non capiscono o dicono di non capire quale sia la vera differenza tra il mondo libero e il mondo comunista. Che vengano a Berlino. Un discorso molto potente, che colse questo senso della differenza tra le libertà e il controllo comunista. Gli abitanti di Berlino Est non potevano uscire. Se cercavano di farlo, venivano fucilati. La libertà di movimento era loro negata. Che vengano a Berlino. Naturalmente, a quell'epoca la crisi tra le 2 superpotenze nucleari ebbe un'escalation. Questa è una vignetta sulla crisi dei missili di Cuba del 62. Vedete Kennedy e il leader sovietico Nikita Khrushchev che fanno un braccio di ferro seduti su bombe nucleari. Il mondo era sull'orlo di una crisi. Non mi soffermerò sull'intera storia della guerra fredda. Voglio solo farvi capire quanto fosse alta la tensione, quanto fossero importanti i confini come quello di Berlino. Negli anni '80 Ronald Reagan
era un deciso anticomunista all'inizio e parlò dell'Unione Sovietica come l'impero del male. Poi, in uno degli sviluppi straordinari della storia europea nel corso di pochi anni, negli anni '80, le riforme di Gorbaciov e il rapporto personale tra Reagan e Gorbaciov aiutarono a portare a un'uscita relativamente pacifica dalla guerra fredda. Qui abbiamo una fotografia di Reagan sulla Piazza Rossa. C'erano anche rappresentanti della stampa e uno gli disse: «E quindi cos'è successo all'impero del male ora? Cosa ne pensa?» E Reagan rispose: «Parlavo di un'altra epoca, di un altro tempo». A destra, in questa fotografia, abbiamo l'interprete russo. E a proposito, voglio ringraziare anche le nostre interpreti per avermi consentito, con la mia scarsa conoscenza dell'italiano, di comunicare con tutti voi. Grazie. Gli interpreti sono importantissimi nelle relazioni internazionali. Superando dunque velocemente la storia drammatica che molti di voi ricordano dalla propria esperienza personale e dalle notizie lette sui giornali, Reagan lanciò una sfida a Gorbaciov nel 1987. A ovest del muro di Berlino disse: «Gorbaciov, se davvero vuoi avere una nuova relazione, abbatti questo muro». E Gorbaciov non lo fece. Ma la disintegrazione dello Stato della Germania Est e la forza delle persone fecero cadere il muro nel novembre dell'89. Un momento simbolico e potentissimo. Le rivoluzioni si diffusero in tutta Europa. Rivoluzioni pacifiche come a Praga, questo è Havel, che si rivolge alla folla con la cosiddetta rivoluzione di velluto. Rivoluzioni violente come in Romania. Questa fu la fine dei Ceausescu, della dittatura rumena. I Ceausescu furono giustiziati il giorno di Natale. E poi gradualmente assistiamo alla dissoluzione della Jugoslavia. Qui abbiamo un'immagine vicina a voi, il confine a Nova Gorica nel giugno del 91. Per un attimo sembrò che l'indipendenza slovena potesse diventare violenta. Non accadde e questo fu importantissimo. D'altro canto, in altre parti della Jugoslavia, il superamento dello Stato jugoslavo, che era stato pacifico nel caso sloveno, fu violento nel caso della Bosnia e di altre parti delle aree controllate dalla Serbia. Questo culminò nel crollo dell'Unione Sovietica e questo è importante perché ci stiamo avvicinando all'Ucraina e a Putin, infine. La Repubblica Russa riconobbe l'indipendenza ucraina nel 1991. Non fu discusso, fu accettato. Su questa base, paesi come l'Ucraina divennero membri delle Nazioni Unite. E a questo Putin ha voltato le spalle. Passiamo ora al periodo successivo alla Guerra Fredda. Ora possiamo vedere l'allargamento dell'Unione Europea, come si chiama adesso. Dopo il collasso del blocco sovietico,
Ricordo che all'epoca alcune persone mi dissero che l'Unione Europea non ha senso di esistere, ma era cruciale per soddisfare la Francia quando la Germania tornò ad essere unita, per aiutare l'est dell'Europa ad entrare in questa comunità europea. Diciamoci la verità, ci sono molti problemi con l'Unione Europea come istituzioni, come struttura. Si allarga troppo velocemente, i governi non riescono a tenere il passo. La burocrazia è molto spesso difficile, ma molte aree europee, specie ai confini, hanno giovato dell'Unione Europea, dei finanziamenti europei e anche in altri modi, e sono diventati parte del tessuto europeo. In questo periodo, dopo la Guerra Fredda, ci sono due eccezioni a questa storia di allargamento dell'Unione Europea. Una sono i paesi in marrone, a sinistra, e questo è il mio paese, ho detto che ne avrei riparlato. Il Regno Unito è l'unico paese che ha lasciato l'Unione Europea e suppongo tutti conosciate la Brexit. E sicuramente conoscerete l'uomo che più di tutti è responsabile per la sua riuscita. Questa è una tipica immagine di Boris Johnson, lo showman. E se non riuscite a vederlo, sta guidando un trattore attraverso un muro di blocchi di polistirolo. E davanti potete vedere questo motto: facciamo la Brexit. E Johnson era molto convinto in questa sua filosofia. E adesso abbiamo ancora queste conseguenze nel nostro paese, però abbiamo ancora dei rapporti con l'Unione Europea, come sapete. Abbiamo adesso delle zone di confine problematiche, il porto di Dover. Ovviamente ci sono adesso più ispezioni alle dogane, ma anche sul confine irlandese. I sostenitori della Brexit volessero che mantenessimo il mercato unico. Quindi o ci sarebbe stato un confine sul mare, oppure tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, che fa ancora parte del Regno Unito. Ma un confine di terra sarebbe stato più complicato, pensando anche a ciò che è successo negli anni 90. Quindi non stiamo parlando di guerra in questo caso, ma qui vediamo che i politici non hanno capito il costo della geografia. L'esempio più drammatico è quello di Putin. Qui potete vederlo come agente della KGB a Dresden nell'89. Era giovane e vedeva come il blocco sovietico si disintegrò. All'epoca non fece niente, ma rimase scioccato. E quando arrivò al potere e lo mantenne, iniziò a pensare sempre di più sulle perdite dell'impero russo. In particolare, continuava a ripetere che i russi e gli ucraini sono un popolo solo. E come sapete, adesso Putin ha fatto riscrivere la storia per giustificare questa sua
nozione della Russia di Kiev, della patria centrale della Russia, e di espandersi fino a Kiev. Questo è un uomo che nel XXI secolo ha ancora una mentalità da XX secolo. Putin rappresenta il passato. Vuole ricostruire un impero, ovvero creare un impero come nella sua immaginazione. E non rispetta i confini dei paesi che nacquero poi a livello internazionale, che sono liberi, come per esempio l'Ucraina. E uno dei problemi in Ucraina è che non ha confini naturali ben definiti. Gli italiani potrebbero farvi vedere le Alpi, o i francesi il Reno, i britannici il Canale della Manica. Queste terre di confine sono state a volte chiamate le terre di sangue in Ucraina e anche in Polonia. Qui, per esempio, potete vedere la devastazione a Mariupol a marzo del 22. E questa è un'immagine di tutta la distruzione e di tutto il dolore che ancora potete vedere nella città quest'anno. E potete vedere un uomo che ha difficoltà a camminare. Questo mi riporta all'immagine che vi ho fatto vedere prima, di quelle macerie alla fine delle guerre italiane contro l'Austria. Quindi ritorno a quella citazione di Carl Sandburg. La geografia costa. Perché la carta dell'Europa non sta mai ferma? Grazie. Dunque, prima di ringraziare il professor Reynolds abbiamo tempo per raccogliere qualche domanda. Intorno agli anni 2000 l'Europa sembrava la terra promessa dell'armonia fra i popoli. 20 anni dopo abbiamo le immagini dell'Ucraina di oggi. Sembra di essere tornati indietro non di 20 anni, ma di 100 anni. Cos'è andato storto? Perché siamo a questo punto? Buonasera. Le domande sarebbero molteplici, ma una di attualità alla luce dell'ennesimo incidente diplomatico tra l'Italia e la Francia. Mi domando, ma per quale arcano destino la Francia partecipa alle guerre napoleoniche, le perde e senza nessun danno si siede al tavolo dei vincitori del Congresso di Vienna? Seconda guerra mondiale, combatte soltanto 3 settimane, noi abbiamo combattuto 3 anni, sappiamo con quali infauste conseguenze, e partecipa da vincitore al tavolo della pace. C'è qualche misterioso enigma che aleggia sul nostro paese, che non è in grado di fare lo stesso? Cosa è andato storto? Beh, è un dibattito che potrebbe continuare molto a lungo. La Russia direbbe che furono fatte delle promesse alla Russia alla fine della guerra fredda sull'allargamento della NATO, anzi sul fatto che la NATO non si sarebbe allargata e che queste promesse non furono poi mantenute. Questo dibattito, di cui discutono tuttora gli storici, a risonanza richiama i dibattiti sulle promesse fatte durante la Prima Guerra Mondiale. Quello che possiamo dire, a mio parere,
è che la Russia non è mai davvero cambiata alla fine della guerra fredda. Non c'è mai stato davvero un cambiamento nella struttura del regime. Non c'è mai stato uno sviluppo riuscito della società civile in Russia. In altre parole, i gruppi sociali, i movimenti sociali che conosciamo nel vostro paese, nel mio paese, che fanno parte della vita civile del paese, non ci sono. E la tesi di Putin, da quando divenne leader nel 2000 fino ad oggi, è che i russi sono persone che hanno bisogno di un leader forte. È l'unico modo in cui possono essere controllati, organizzati. E questo è un altro esempio del motivo per cui mi sembra che sia una voce del passato, quest'idea di un leader forte, che era tanto importante nell'ideologia fascista negli anni 30 del secolo scorso. Ed è ironico che un paese il cui popolo ha combattuto con tanto orgoglio, con tanto coraggio contro il nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale, ora si trovi in una posizione in cui viene loro negata la libertà che noi abbiamo dovuto conquistare con dure lotte. È come se la sua domanda fosse: come possiamo cambiare un paese da dentro? È molto difficile farlo. Quindi, secondo me, la questione russa sarà fondamentale qualunque cosa accada in questa guerra, chiunque vinca, qualunque cosa significhi vincere, perché dovremo comunque rimettere insieme i pezzi delle relazioni con il popolo russo, dopo Putin, in futuro. A livello personale, io per diversi anni ho lavorato con studiosi russi. Ho scritto un libro con uno di loro, un libro su Roosevelt, Churchill e Stalin durante la guerra. Io non vedrò mai più questa persona, non andrò mai più in Russia, ma so nel profondo del mio cuore, dalla mia esperienza, che sono persone straordinarie. Quindi c'è uno Stato, c'è un leader che io detesto, ma anche persone a cui posso pensare con l'occhio della mente come persone straordinarie. Dobbiamo trovare un modo di condurre questa guerra e allo stesso tempo poterla superare. Non rispondo alla sua domanda, ma condivido i suoi dubbi in un certo senso. Per quanto riguarda la Francia, penso che tendiamo a essere molto selettivi nel modo in cui guardiamo alla storia del nostro paese e alla storia degli altri paesi. Lo sforzo bellico della Francia nella Prima Guerra Mondiale fu enorme, costosissimo. Nella Seconda Guerra Mondiale, il collasso nel 1940 fu dovuto a un fallimento del livello di comando. In seguito molti hanno detto i francesi erano corrotti, la Quarta Repubblica non funzionava. Ma alla fine cosa accadde? I generali francesi avevano pianificato di combattere la guerra precedente, entrare in Belgio, e l'esercito tedesco invece passò dal sud. Separò l'esercito francese da quello britannico e arrivò alla Manica. Fu una scommessa incredibile e funzionò.
I francesi non si sono mai ripresi da quel momento. È stata un'umiliazione che è penetrata nel profondo dei leader francesi, da De Gaulle a Macron. Mentre per il mio paese l'idea che abbiamo superato il 1940 con successo ci ha lasciato una percezione inflazionata quasi della nostra importanza storica, e anche questo porta dei problemi. Dunque, torno di nuovo alla questione dell'integrazione europea. Possiamo dare la colpa a diversi paesi, ma io credo davvero che il progetto europeo, l'idea di questo progetto e le immagini di questi tre uomini, questi tre volti, sono una dichiarazione potente di quello che dovremmo cercare di fare per rendere meno problematico il nazionalismo. Possiamo essere orgogliosi di essere italiani, di essere britannici, ma non dobbiamo combatterci per questo, non dobbiamo essere in competizione. Abbiamo tempo? Abbiamo tempo per un'ultima rapida domanda? C'era lì la signora, prego. Buonasera. Spero di non andare fuori tema con questa domanda, ma penso che sia di grande attualità. Quando per esempio ci troviamo sulle reti sociali a vedere commenti che finiscono per propriamente giustificare o quantomeno spiegare, trovare una ragione, una motivazione dell'invasione di Putin dell'Ucraina, e che finiscono per dire: ma dopo tutto gli americani hanno fatto lo stesso in Iraq. Qual è la risposta dello storico? Come bisogna rispondere? Quando ci troviamo, per esempio, a vedere sulle reti sociali molti che commentano, sono molti, purtroppo scusate il giudizio, sono molti in Italia, ma sono moltissimi anche in paesi esteri. Io ho molti contatti in Africa, ho molti contatti in Brasile, che dicono: ma dopo tutto Putin non sta facendo qualche cosa diverso rispetto a quello che hanno fatto gli americani in Iraq? Qual è la risposta giusta dello storico? Una bella domanda. In parte la nostra sfida sta nel fatto che nelle relazioni internazionali tendiamo a presentare i paesi in bianco e nero. Sono buoni, completamente buoni o completamente cattivi. Le azioni americane in Iraq furono un riflesso innanzitutto di un enorme shock dopo l'attacco dell'11 settembre contro le Torri Gemelle. E dobbiamo ricordare che per gli americani la loro esperienza in entrambe le guerre mondiali era stata molto più remota, distaccata di quella dei paesi europei, anche della Gran Bretagna, perché erano a migliaia, centinaia di migliaia di chilometri di distanza. Gli Stati Uniti sono un continente enorme, 3.000 miglia da una costa all'altra. Pearl Harbor, attaccata dai giapponesi nel 1941, è a 2.000 miglia dalla California. Quindi se prendiamo gli Stati Uniti continentali, dalla California al Massachusetts, durante la Seconda Guerra Mondiale, solo 6 americani persero la vita a causa di azioni del nemico in tutti gli Stati Uniti continentali.
un insegnante di scuola e 5 bambini. Nel nord-ovest, in Oregon, se non mi sbaglio, erano andati a fare un picnic e erano inciampati su una bomba lanciata dai giapponesi, portata da un aereo, e rimasero uccisi. Se volete capire le Torri Gemelle dovete sempre ricordare questo. Gli americani non avevano idea degli orrori della guerra che avete conosciuto voi in Italia, che noi abbiamo conosciuto in Gran Bretagna a causa dei bombardamenti almeno. L'attacco contro il Pentagono e contro le Torri Gemelle fu a livello psicologico qualcosa di drammatico e traumatico. Nel quadro di questo trauma, diverse figure politiche decisero di cogliere l'occasione per sviluppare un progetto più ampio e per portarlo avanti, per esportare lo stile americano nei paesi del Medio Oriente. Erano ancora inebriati dal crollo del comunismo, che dal punto di vista americano significava che loro avevano vinto la guerra fredda. E ora erano determinati a diffondere la democrazia e lo stile di vita americano in altre parti del Medio Oriente. Quello che vediamo in quella regione è un esempio, secondo me, di hubris, per usare una parola greca, orgoglio esagerato, una percezione esagerata della propria importanza, che nasce da questa sensazione di vittoria. E lo vediamo anche in altre storie in periodi precedenti del XX secolo. Dunque, quello fu un disastro, certamente non qualcosa che merita lodi, ma a mio parere è leggermente diverso, in modo significativo in realtà, dal calcolo freddo e deliberato di Putin. E penso che se guardiamo un quadro più ampio, oggi in una certa misura la vecchia guerra fredda non è finita. Dunque, al di là di tutto quello che ho detto dell'Unione Europea e della sua importanza, oggi le questioni riguardano in primo luogo gli Stati Uniti o la Russia. E io tendo a schierarmi più con gli Stati Uniti che con la Russia. Questa è la mia risposta.